Siamo pronti, eravamo pronti anche il 7 di gennaio con il piano trasporti, poi gli eventi che tutto conosciamo, quindi l'indice dei contagi ha indotto anche il nostro governatore ad assumere quella scelta di posticipare tutto al primo di febbraio. Ci auguriamo che dal primo febbraio poi si rimanga in aula fino alla fine dell'anno scolastico. Il piano è pronto da settimane, era già stato predisposto per il 7 gennaio, parcheggi dei bus rimodulati, ma soprattutto aumento di mezzi a disposizione del trasporto pubblico verso le scuole superiori. 200 quelli dedicati al traffico extraurbano, 50 quelli all'urbano, 40 gli steward chiamati a controllare il rispetto delle regole nei luoghi di potenziale assembramento. Ma la parte del leone spetta a loro, agli studenti. Oggi c'è da dire si riparte anche con la responsabilità dei ragazzi, non tanto nel trasporto, perché nel trasporto ci sono queste regole, ma anche nell'approcciarsi alle scuole, evitare gli assembramenti e soprattutto adottare quelle misure di prevenzione che ormai conoscono. Conto alla rovescia per l'uscita dalla caverna, il nome con cui tante famiglie hanno rinominato il rifugio dei figli a scuola, a casa loro, unico dialogo e confronto possibile tramite lo schermo di un PC. Ma non sarà un ritorno alla normalità. Come previsto dal governo, il rientro in classe sarà il 50%. Si parte un passo alla volta, tra una settimana il primo.